Una marcia dei diritti se le cose, come sembra, non dovessero cambiare. La proposta arriva dalla Will Agrigento e riguarda il nodo della viabilità provinciale che, si legge in una nota della segreteria, ha toccato il fondo con livelli di vivibilità e di trasporto da anteguerra. Ormai abbiamo chiaro che la situazione della viabilità nella nostra provincia ha bisogno di un cambio di passo, si legge ancora, per sollecitare gli enti preposti a smuoversi concretamente, ANAS in testa, con le ordinanze di chiusura o semafori o monocorsie. Ci stiamo abituando con troppa velocità a questo stato di cose drammatiche, soprattutto, purtroppo e ancora, nulla sulle famose strade alternative, vie di fuga o viabilità complementare. Abbiamo visto in questi ultimi 2 anni che piega hanno preso la situazione generale in provincia sulle strade di collegamento. Infatti prosegue la Will dal Petrusa nel novembre 2016 al Morande nel marzo 2017 e ora anche la Galleria Santa Lucia. I tempi sono troppo lunghi e contestualmente di soluzioni alternative non ve ne sono state. Questo stato di cose, prosegue ancora la nota della Will, riverbera negativamente sui cittadini residenti in un'area vasta che parte da Agrigento, tocca Favara, adesso Porto Empedocle e i comuni della fascia costiera, o comunque Raffadali e i comuni dell'entroterra, esasperando i cittadini e le condizioni generali di trasporto e di comunicazione. La Will ricorda positivamente la marcia organizzata dall'Arcidiocesi di Agrigento sullo sblocco dei lavori della Cattedrale di Agrigento dopo 7 anni dalla sua chiusura. Ebbene, sottolineano dalla Will, una marcia che senza alcuna bandiera da parte di nessuno ha avuto il merito di accelerare e sbloccare progetto e finanziamenti. La nostra organizzazione sindacale lancia una proposta di marcia dei diritti se le cose, come sembra, non dovessero cambiare, senza rivendicare primogeniture o bandiere, ma che sia con tutti gli agrigentini una voce unica per sollecitare le istituzioni a trovare le soluzioni in tempi ragionevoli, perché finora i penalizzati sono solo i cittadini e questa situazione di stallo non può perdurare anni e anni. È inaccettabile, conclude la Will.